Lunedì ci troviamo a Padova con un direttivo nazionale, là prenderemo le nostre decisioni, saranno le nostre valutazioni sul comportamento di questa vicenda da parte dei nostri consiglieri comunali. Lunedì sarà il giorno della resa dei conti nella crisi del comune di Rovigo, dopo che giovedì sera 22 consiglieri su 32, tra cui diversi esponenti del Carroccio, si erano dimessi, facendo di fatto finire l'amministrazione leghista del sindaco Bergamini, che a fine gennaio aveva sciolto la giunta. Una vicenda che era stata seguita sin dall'inizio dai vertici nazionali e federali del partito e che Gian Antonio D'Arè legge così. Una sfiducia, nell'operato, ma l'operato del sindaco deve essere coordinato e coadiuvato dai consiglieri. Era una maggioranza variegata con tante liste civiche, quindi non sicuramente a monoblocco Lega. Abbiamo invitato i nostri consiglieri comunali di Rovigo a dare continuità a questa amministrazione, non è stato così, ci sono 3 milioni di euro per poter fare opere pubbliche, non si è voluto fare questo. Chi ha fatto questa cosa se ne assumerà le proprie responsabilità. Potrebbero essere presi dei provvedimenti nei confronti di questi consiglieri che hanno fatto cadere Bergamini? Ma sicuramente ci saranno dei provvedimenti, ma la valutazione viene data al Consiglio nazionale. Una situazione complicata, a poco più di 3 mesi dalle elezioni, con al momento quella che sembra essere l'unica certezza. Potrebbe ricandidarsi Bergamini? Assolutamente no.